Nicola Feruglio, quando esprime alcuni concetti, non solo parla di tematiche che potremmo definire antropologiche, antiche, ma parla anche di tematiche che sono contemporanee, etico-sociali. L'ognosticismo abbraccia ogni tempo, ogni luogo, ed è la meta di ogni essere umano. L'energetismo, che viene espresso in questo testo, definisce l'idea non più di un essere umano visto, dell'identità dell'essere umano vista come materia, come quella cosa che vediamo sempre allo specchio, ma come la sua entità energetica, cioè l'idea di uomo come entità energetica. Se ci pensiamo bene, un essere umano, cosa fa un essere umano? Un essere umano elabora energie. Noi elaboriamo energie, noi elaboriamo un'energia che è prodotta dal cibo che mangiamo, dai liquidi che assumiamo, dall'aria che respiriamo, che in alcuni contesti si definisce energia pranica. Elaboriamo una miriade di informazioni tramite le impressioni che riceviamo. Noi, se ragioniamo in termini quantistici, se ragioniamo in un termine nuovo della filosofia energetistica, come il saggio ci riporta, capiamo che siamo un elaboratore di energie e l'essere umano è chiamato a conoscere come elabora le proprie energie, quali sono le energie che può elaborare. Ma comunque non voglio dilungarmi più di tanto in altre parole, perché sarebbe interessante entrare nei gangli del saggio, e quindi passo la parola ad Alessia Longo e alla sua capacità interpretativa nel leggere un passo in questo caso del primo capitolo, giusto? Sì. Oggi, sul piano teorico-scientifico, è ampiamente condiviso che la materia non è altro che energia potenziale, esattamente come il pitagorismo e il platonismo affermarono con precisione. La materia è sostanza da dissolvere e liberare, è, quindi, energia, non ancora restituita alla sua identità essenziale. L'intera materia universale è energia precipitata in un progressivo rallentamento vibrazionale che la induce a vivere il cupo sogno del limite e della forma mortale. Il sensibile e l'intelligibile, le due materie prime della filosofia antica, sono l'uno la proiezione e la metamorfosi dell'altro. Si rincorrono eternamente, si elidono a vicenda e si danno vita reciprocamente. Essi sono gli ingredienti universali della scala energetistica che vivifica il tutto. Il compito di ognuno di noi è quindi risolvere sul piano esistenziale la dialettica tra questi due linguaggi, materia ed energia, facendo sì che tale duplicità si risolva in un'unicità. Come negare che il nostro corpo e la nostra esistenza abbiano un limite formale e temporale, ma come negare nel contempo che psichicamente siamo naturalmente spinti a varcare i limiti formali e temporali del nostro corpo e della nostra esistenza. 1. Le nostre relazioni affettive sono campi magnetici che si generano tra il nostro corpo e il corpo degli altri, flussi magnetici, ponti invisibili che ci consentono di vivere anche nel corpo dell'altro e che diluiscono alchemicamente le nostre identità, fondendole in un'identità nuova che è il noi. 2. I nostri pensieri si muovono in mondi paralleli dalle infinite possibilità, come quello egoico della fantasia o quello animico dell'immaginazione cosciente. 3. Il fenomeno dell'empatia, la percezione ultraegoica e quindi coscienziale del dolore altrui, che da fenomeno ordinariamente psicologico si trasmuta in energia ontologica, è quell'indescrivibile vicenda nella quale interviene la parte più sacra dell'uomo, la monade. Le nostre esperienze oniriche sono esperienze psichiche extracorporee e multidimensionali che ci consentono di vivere, ogni notte, una sconvolgente narrazione atemporale di noi stessi, nella quale il simbolo, l'analogia, il contrario e la corrispondenza ci smascherano e ci rivelano il vero dal falso e il falso dal vero. La nostra volontà sacrificale, quando viene costantemente esercitata, produce una curvatura del nostro spazio-tempo esistenziale, generando così circostanze superiori e imprevedibili. Quando pratichiamo la meditazione e contemplazione, l'espansione progressiva dell'energia della coscienza ci libera dall'identificazione della nostra persona e nel nostro corpo, consentendoci di ricordare ciò che essenzialmente eravamo, siamo e saremo. Quando proviamo un'emozione, liberiamo un flusso energetico che proiettiamo su eventi, oggetti e fenomeni, attribuendo loro realtà e valore morale.
ma tale stato energetico interiore genera istantaneamente in noi sostanze biochimiche che viaggiano alla velocità della luce attraverso i circuiti bioelettrici del nostro sistema nervoso. Bene, udite queste parole, ma soprattutto udite questi concetti, inizio a entrare in una dinamica con l'autore facendogli una domanda soprattutto inerente a questo primo capitolo, e quindi chiedo a te, Nicola, questa interpretazione energetistica della realtà da quali motivazioni personali scaturisce? Qual è il motivo della genesi di questo saggio? Allora, io anzitutto ringrazio anch'io Marco Limiti, Alessia e Massimiliano per questa interessantissima presentazione che sta realizzando. Avete capito la devastante pesantezza del contenuto del testo, avete capito che il libro non può essere letto, non deve essere letto, perché è una lettura che implicherà una mutazione antropologica seduta stante per tutte le cose che abbiamo sentito in questa piccola paginetta. Però a parte questi scherzi, volevo ringraziare Alessia perché la lettura del testo che viene presentato in una libreria come questa e che il Mangiaparole offre come servizio ci riporta in un'era storica in cui leggere significava fare questo, e credo che qualsiasi scrittore gli venga perlomeno un'ulcera l'idea che il libro che ha scritto sia letto solo con la mente, sul cellulare, o frettolosamente saltando delle righe, ipotizzando che vabbè, tanto si arriva alla fine, in qualche maniera ne verremo a capo. Così si legge un libro, perché ricordiamoci che le parole hanno un corpo sonoro, e se tu non senti il corpo sonoro della parola e assorbi solo il concetto, assorbi il 50% di quello che è stato scritto. Quindi questo è molto bello, per questo l'abbiamo fatto anche nelle precedenti presentazioni, e già udire un testo scritto è energetismo, perché in realtà arrivano a noi dei corpi sonori, dei volumi sonori che ci portano molto al di là della nostra competenza intellettuale. Io posso non aver capito niente di quel che è stato letto adesso, mi può sembrare ostrogotto ciò che è stato raccontato, però alcune parole hanno un effetto istintivo, innato su di noi, e quindi così nasce la grande letteratura omerica, la tradizione orale che dovrebbe tornare.